Andrea Zamperoni, il capo chef della Cipriani Dolci, è stato trovato morto in un ostello del Queens. Non si avevano più sue notizie da sabato. A dare l'allarme una chiamata anonima alla polizia. Le autorità non avrebbero ancora stabilito le cause del decesso del 33enne e quindi sarebbero intenzionate a far eseguire un'autopsia. All'ostello la polizia sarebbe stata accolta da una donna nuda che avrebbe gridato indicando il corpo "è lì", cercando poi di allontanarsi. Il procuratore della Repubblica di Lodi, paese di Andrea, ha annunciato che sarà aperta un'inchiesta sul decesso. Un atto dovuto, spiega. Attendiamo di capire qual è stato l'esatto motivo della morte. Secondo le prime informazioni sembra che il 33enne sia stato trovato a terra, avvolto in una coperta al primo piano del Camway Lodge, noto nel giro della droga e della prostituzione. Un luogo che sembra andare in contrasto con le descrizioni di colleghi e amici che definiscono Andrea un grande lavoratore, un ragazzo molto legato alla famiglia. Il fratello gemello sarebbe giunto da Londra, dove lavora in un altro ristorante Cipriani, per l'identificazione della salma. Ad annunciare il decesso è stato il gruppo Cipriani, all'interno del quale Andrea lavorava da 10 anni. Siamo addolorati, si legge, di essere venuti a sapere che Andrea Zamperoni, amato membro del team Cipriani, per molti anni è stato trovato morto. Abbiamo fiducia, continua, nel fatto che la polizia di New York farà tutto il possibile per indagare e fare chiarezza su questa tragica situazione. L'ultimo a vedere Zamperoni è stato il suo compagno di casa. Erano le 21 di sabato sera e lo chef era appena rientrato dopo una giornata di lavoro. Poco dopo è uscito salendo su una vettura, presumibilmente Uber. Secondo suo zio, Andrea si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato.